Ci troviamo nella residenza provvisoria dell'esecutivo provinciale isontino. Presidente, due battute in merito a questa benedetta eliminazione delle province. Si parla tanto, ma alla fine pare che la situazione rimanga com'è. Ma diciamo che meno province uguale meno territorio ed uguale meno comunità. E quindi questo è più che sufficiente per poter dire che è una impostazione del tutto demagogica, inutile e che danneggerà solamente lo sviluppo della nostra popolazione. Alla fine, come sempre, verrà fuori il minestrone in salsa italiana. Ma io penso che la soluzione vera sia quella di impostare un nuovo modello di sviluppo. L'Italia si sta barcamenando, i gruppi dirigenti di questo Paese lo stanno facendo perché non vogliono affrontare i nodi veri. Vede, dopo il referendum sull'acqua e dopo il referendum che ha detto no al nucleare, ci dovrebbe essere una sola domanda, una sola fissazione nella testa dei nostri politici e dovrebbe essere quella di chiedersi qual è il piano energetico nazionale. Noi oggi siamo deboli lì per non intaccare i profitti e gli interessi di pochi e stiamo mettendo in discussione tutto. Vede, io non credo che ne abbiamo bisogno di una rivoluzione liberale del Paese, penso che abbiamo bisogno di una rivoluzione democratica del Paese, perché la democrazia è, a mio avviso, e non è solo una frase fatta, il più grande modello di sviluppo che abbiamo in questo istante. C'è il fermento a Gorizia in vista di Gusti di Frontiera 2011, ma soprattutto grande rilancio del territorio. Dunque, Presidente, lei cosa si aspetta? Gusti di Frontiera, ormai giunta all'8ª edizione, è una delle manifestazioni più importanti che si svolgono a Gorizia. Gli anni passati è stata frequentata da tantissime persone e credo anche grazie alle previsioni meteorologiche sono quantomeno favorevoli, porterà comunque tanta gente in questo fine settimana. Normalmente in queste occasioni gli affari per quanto riguarda gli esercizi commerciali non è che siano importanti, però l'importante è invece esserci, far vetrine, quindi tenere accese le vetrine anche fino a tardi, non solo, ma tenere aperti i negozi fino a tardi, per cui normalmente in questo fine settimana, parlo dal giovedì alla domenica, noi terremo i negozi aperti quantomeno fino alle 22, qualcuno anche fino alle 23. Ci aspettiamo comunque che ci sia un ritorno per quanto riguarda invece il centro commerciale naturale che noi stiamo portando avanti grazie anche a quel regolamento della Regione che è stato emanato nello scorso 11 agosto dove finalmente si danno dei fondi proprio per incrementare l'aggregazione dei negozi dei centri storici per far sì che la gente riscopra il piacere di camminare nelle vie della città piuttosto che frequentare i centri commerciali della grande distribuzione dove, per quanto belli siano, per quanto luminosi, per quanto attraenti possano essere, non c'è quello che il centro cittadino offre, la specialità culturale, i profumi, i sapori e soprattutto l'anima di una città.